Divide e fa discutere la decisione di una nota cantina del Conegliano Valdobbiadene di cancellare dalle proprie etichette il nome Prosecco. Nel territorio del DOCG quella parola sembra diventata d'intralcio perché troppo abusata. E se a dirlo è un produttore che è anche il presidente della confraternita del Prosecco, il caso diventa eclatante. Il governatore Luca Zaia, ospite ieri sera a 20:10 su Antenna 3, è scettico. Personalmente penso che sia regalare mercato ad altri, ma non importa, non compete a me questo, io l'ho detto, per fare questo bisogna modificare il disciplinare. Per modificare il disciplinare bisogna mettere attorno al tavolo tutti i produttori o chi li rappresenta per decidere se togliere la parola Prosecco o no. Zaia chiede ai consorzi di intervenire, non a caso proprio dal DOCG arriva una parziale frenata. Il consorzio si dice pronto a dare avvio a una petizione tra i soci per capire cosa ne pensino. Intanto indica l'iter di legge necessario comunque per un passaggio del genere, ricordando come l'uso del nome Prosecco nel territorio di Veneto e Friuli Venezia Giulia sia normato dal decreto che nel 2009 aveva promosso proprio Luca Zaia nella veste di ministro delle politiche agricole. Decreto, dice il presidente della regione, che ha permesso una crescita altrimenti impensabile di quel territorio e delle aziende che vi operano. Quei territori che allora producevano circa 250 milioni di bottiglie adesso ne producono 650 milioni e lo dicono, ma allora è stata una scelta politica. Ma che scelta? Dice tutela delle aziende del territorio, Ma scelta, guardate, una scelta che ha fatto sì che queste aziende, le nostre aziende, producono il vino che prima vendevano altri. Questo è quello che è accaduto. Però non mi piace, non mi sta bene che si vada a dire ai produttori, perché qualcuno c'è sempre in giro, che va a dire ai produttori che il decreto del 2009 è stato sbagliato, che è stato voluto dai produttori. Condivisione. Ma al di là della condivisione, ha permesso di non aver più i rumeni che portano, con tutto il rispetto per i rumeni, il vino Prosecco, piuttosto che i pugliesi, piuttosto che i piemontesi. Dopodiché il tema del nome è un tema che se la vedranno i produttori. Accadrà che nei mercati internazionali chi si compra una bottiglia di Prosecco non è un tecnico esperto in denominazioni e andrà a comprarsi una bottiglia dove c'è scritto Prosecco. Se tu lo togli da un contingente di bottiglie, finirà che chi ha un brand forte vende comunque il suo brand, tutti gli altri rincorreranno i mercati e diventerà un vino frizzante come gli altri. A me piace essere chiaro sulle robe. Il decreto ha permesso ai trevigiani e ai friulani di utilizzare in esclusiva il nome Prosecco. Se non si faceva il decreto, il nome Prosecco lo utilizzavano tutti.